episodio sicuramente grave, da quello che abbiamo sentito attraverso i vostri servizi. È un fatto che non ci è giunto se non tramite canali giornalistici, però ecco una raccomandazione: il fai da te sulla sicurezza urbana e la sicurezza in generale non funziona. In queste situazioni bisogna assolutamente chiamare subito le forze di polizia, che sono professionisti e sanno gestire al meglio questo tipo di situazioni. Commenta così il comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo, l'aggressione denunciata ai nostri microfoni da un medico trevigiano che nel tentativo di documentare il degrado ai giardinetti di Sant'Andrea, in particolare un individuo che faceva i suoi bisogni, è stato rincorso e insultato da 4 giovani stranieri. Si sono arrabbiati e in 4 mi sono corsi dietro, mi hanno messo all'angolo dicendomi che dovevo assolutamente cancellare le foto che avevo fatto, che ci hanno cercato di prendere il telefono, mi hanno preso per il bavero, mi hanno preso a calci, mi hanno sputato addosso. Una raccomandazione che vale per tutti, anche per chi crede magari di avere qualche qualità in più a livello anche fotografico. Sono persone che possono essere pericolose, per cui chiamare sempre le forze di polizia. Al di là di questo, il comandante ribadisce l'impegno costante dei vigili per contrastare il degrado a Sant'Andrea, anche se una soluzione radicale potrebbe arrivare solo dalla riqualificazione dell'area legata al complesso della Camera di Commercio dopo il trasferimento all'Appiani. La situazione noi la conosciamo, la stiamo monitorando, facciamo servizi sistematici ogni settimana, stiamo avendo anche dei discreti risultati, per cui è una situazione, ripeto, che è molto nota e che cercheremo di risolvere nel più breve tempo possibile.